Ben trovato, com'è andato il viaggio? Viaggio iniziato ieri mattina per come Palermo si è svegliata, quindi con difficoltà però siamo arrivati. Su questo, se posso subito dare il mio pensiero su Palermo, che ieri veramente ha subito qualcosa di imprevedibile, indecente, soprattutto per quello che speriamo qualcuno ci possa poi spiegare un giorno. Tutto molto più importante di una partita di pallone, di un allenamento, di un calciomercato, però un commento su queste prime quasi 2 settimane di ritiro, come ha visto, seppur a distanza, il mister, i calciatori e poi i nuovi arrivi. Va bene, credo che ci sono delle condizioni eccellenti per lavorare, sia a Ronzone che qui, quindi da questo punto di vista i ragazzi stanno bene, mi sembra, ora ho parlato con loro, con Eugenio, quindi mi sembra tutto bene, soprattutto si inizia un percorso che tra qualche tempo ci porterà pure a Torretta a proseguirlo, quindi con delle condizioni eccellenti per lavorare in continuità, che è sempre stato una difficoltà e un limite, quindi bene, mi sembra tutto molto bene. Cosa ha pensato quando ha visto la maglia? Di dire che non la conoscevo sarebbe falso, quindi dico, è chiaro che capisco che può piacere, può non piacere, ma come è normale nella vita. A me piace moltissimo solo perché è rosa e quindi nero, sono diciamo i colori veramente più belli del mondo, quindi poi più rosa, meno rosa, secondo me di questo tema credo che tutti gli anni se ne parli all'infinito, poi ognuno ha i propri giudizi. Presidente, un commento anche da tifoso sul calciomercato e se ci dobbiamo aspettare